Ormai è solo questione di ore. Dopo il direttivo nazionale della Liga Veneta e il Consiglio federale della Lega Nord sarà un ultimo faccia a faccia tra Flavio Tosi e Roberto Maroni a definire le liste del Carroccio per la Camera e il Senato. Molto scarse, per non dire praticamente nulle, le anticipazioni della vigilia, più sul metodo oltretutto che nel merito. Di sicuro ci sarà un forte rinnovamento. Al massimo filtrano indiscrezioni e allora le voci sussurrano che l'imperativo del ricambio dovrebbe trovare un'eccezione nella riconferma del capogruppo uscente Giampaolo Dozzo, anche se forse non più a Montecitorio bensì a Palazzo Madama, ma si tratta appunto di mormorii. Per quanto riguarda Dozzo e le altre decine di candidati, quello entro domani dovremmo decidere il da farsi. Questo comunque dovrebbe essere il profilo dei candidati collocati in posizione utile per l'elezione. Persone giovani, con esperienza amministrativa e quindi rappresentative del territorio, in maniera tale che i cittadini scorrendo la lista sappiano trovare delle persone nelle quali si riconoscono perché le conoscono bene e le stimano. Ed al riguardo il ruolo di capolista alla Camera potrebbe toccare a Marco Marcolin, sindaco di Cornuda. So di essere uno dei papabili, conferma il primo cittadino, e ho dato la mia disponibilità anche se non ho avuto comunicazioni ufficiali, così mi faccio anch'io un po' di speranze e un po' di illusioni, perché in politica si sa, fino all'ultimo non si può mai dire.